Dunque, dai c'è il microfono, sì, caro. Sì. C'ho il microfono, voglio... Lei sa che per venire a dire qualcosa dopo il grande Ivan bisogna aver preparato qualcosa di veramente... Caspita, se l'ho preparata. L'ho preparata. Bene, l'ha preparata. L'ho preparata. Una poesia forse? Una poesia, la solita poesia che compongo ogni settimana. Di chi? Sua? È mia, certo. Bene, allora io l'annuncio, comunque è una cosa sua. Beppe e signor Recchia, per favore, ecco, se vuole abbassare un po', la ringrazio, lo metterò en scène il nostro regista. Senta signor, io la chiamo ossario, così, però potrei chiamarla mortuario, potrei chiamarla in tutti, però lei so che vuole, in queste cose serie, vuole farsi chiamare col suo nome di battesimo. Chi ha detto Becchino? È un'altra cosa quella. Armando Celso. Bene Armando, dica la sua poesia e mi fa piacere che ci sia l'angolo culturale anche qui a Guazzabuglio. Dica, prego. Sì, io lo so. Sì, tu lo sai. Sì, egli lo sa. Sì, noi lo sappiamo. Sì, voi lo sapete. Sì. Essi lo sanno. Ma che cosa? Che c'ho una faccia da pirla. Poesia. Bonsoir. Per me è un grande... Vieni pure. È per me un grande privilegio a questo punto venire dopo Armando Celso, che ha detto una poesia così meravigliosa. Perché è francese adesso? Perché c'è il proverbio. Cioè? Chi mena il puffo che parla francese gli viene la cagarella per un mese. Ah, ma... Sì. Allora, proverbi dei puffi, questo è il libricino dei proverbi dei puffi, in tutte le librerie non c'è perché non l'hanno voluto. E allora, primo proverbio, puffo di sera, Teocoli si dispera. Una stupidaggine, come ben potete sentire. Poi... Tanto va il puffo al lardo che Teocoli resta senza. Sentiamo la terza. Puffettino, scarpe grosse e cervello finché ce n'è. Ah sì, e allora sai cosa ti dico? Adesso ti leggo l'ultimo, glaciale. Dov'è? Il puffo fa le pentole e Teocoli batte i coperchi. Venga, dica pure. Io so che lei è il più stupido della compagnia, però quando si impegna lei ha un cervello che non può andare oltre a certe cose. Cioè, lei è stupido lei? No. No, bene. Lei pensa di essere intelligente? Sì, e glielo dimostro. Cioè, con cosa? Con una poesia. Anche lei ha preparato... Diteglielo una volta per tutte. Allora sfogate. Ma perché non la sfogare? No, non piange, non ti sfogare. Non piange. Perché tu qui piange come un cretino, e poi picchia quando piange, non fa smolinare. Lei se pensa di essere all'altezza, non faccia come quelli che l'hanno precessa. Va bene. Precesso. Sì. Via, grazie. Per favore vorrei silenzio. Vorrei dedicarvi in concorrenza con una poesia già detta di G. Leopardi, una di G. D'Annunzio. Tutti G. sono. Sì. E già anche Pascoli, G. Pascoli. No, perché G. Leopardi è una via a Milano che è via a G. D'Annunzio. Dopo, se lei gira a destra, trova anche via Boccaccio. Ma vado... Ah, poi... Bello che dice che non è scemo, lì fatto. Va bene, allora sentiamo questa poesia in concorrenza, Allora, lei ha detto. Di Leopardi ho declamato Monti Sì? e di G. D'Annunzio vorrei declamare Balli. In concorrenza. Sì, il grande D'Annunzio che ha scritto anche... Va bene, allora Monti, ma Valli, l'ha già detto Monti come Valli.
Sì, le valli sono dell'Abruzzo. Settembre andiamo, è tempo di migrare, se la ricorda. Allora maestro, mi faccia il sottofondo come vuole lei, una cosa leggera, giochi proibiti per cortesia. Ce la faccio. Balli. Balli. Valli. Vabbè, ma Valli, scusi, adesso. Mi lasci la... Vabbè, io la scoprire, ma però era monti, 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 valli, valli, valli. No, mi non è che cortesia. sì, che... Per cortesia non mi interrompa che è una poesia impegnata questa. Balli. Balli. Sarà anche impegnata a scrivere... No, ma vabbè, valli, valli, valli dell'Abruzzo, quante valli ha? Quanti valli ha l'Abruzzo? Ma voglio rompere da un'altra parte, per favore, vai.